Alpini in prima fila, oggi come allora. L'appuntamento è per venerdì a Piacenza, l'86esima adunata. Partiranno in 5.000 dalla Marca, 1.500 dalle sezioni di Treviso e Conegliano, 800 da quelle di Vittorio Veneto e Valdobbiadene. E dalle penne nere che sfileranno domenica mattina si uniranno migliaia di amici e parenti. Onestà e solidarietà, queste le nostre regole. Ecco il motto delle 3 giornate di Piacenza, in una terra segnata dal terremoto dello scorso anno. Come ogni anno noi siamo sempre pronti a partire. Quest'anno è una cosa particolare perché Piacenza poi è stata il centro di quello che è successo con il terremoto. Per gli alpini è una domenica speciale, sono dei giorni in cui si ritrovano, si parla solo di alpini, non si parla d'altro, si pensa a trascorrere 2 giornate in allegria, in compagnia, dove si ritrovano vecchi commilitoni. Partenze scaglionate per gli alpini della Marca. I primi andranno a montare le tende che ospiteranno le cucine e le brande per i veci e i bocce delle sezioni trevigiane. Già dei gruppi domani arriveranno a Piacenza, in gran parte poi giovedì e venerdì arrivano tutti quanti i nostri 30 gruppi. E dalla Marca si pensa già alla dunata del 2014 a Pordenone. A Pordenone moltissimi gruppi della nostra sezione hanno già trovato l'accampamento o dove andare ad accamparsi per il prossimo anno, nonostante sia vicina, hanno già prenotato il posto. Siamo quasi più vicini a Pordenone che a Treviso, quindi arriveranno in tanti, arriveranno familiari, curiosi, amici. E Pordenone per noi è una dunata in casa. E nel 2017 la dunata potrebbe essere proprio a Treviso. L'idea della sezione del capoluogo è quella di proporsi, poi deciderà il Consiglio nazionale.